Daydream anticipazione episodio 147. Jeanne rapisce nuovamente la sua Sanem. Jeanne e Sanem discutono sulla loro scogliera. Lui è sconcertato per la mutevolezza di Sanem nei suoi confronti, che a volte è fredda e altre è gelosa. Lei gli replica che la cosa non è importante e dimostra di essere risentita per le parole precedentemente dette da Jeanne ad Aziz. Così gli dice di non cercarla più, tanto i suoi sentimenti per lei sono stati cancellati dal suo cuore. Lui vorrebbe spiegarsi meglio, ma Sanem non vuole e non si capacita di come il suo amore per lei si sia volatilizzato in così poco tempo. A differenza sua, lei è stata in un ospedale psichiatrico dove le hanno riempito il cuore, la testa e l'anima di medicine, ma il suo amore per lui è tatuato nel suo cuore e non riesce proprio a liberarsene. Sanem se ne va sconvolta, mentre Jeanne, scosso e provato, dapprima rimane a guardarla e poi la insegue. Le dice che vorrebbe che avesse ascoltato tutto il discorso, infatti Aziz gli ha consigliato di continuare a tenerle la mano, perché così ricomincerà a sentire l'amore per lei nel suo cuore. Sanem se ne va e torna al quartiere con la scusa che la sua famiglia le è mancata e che vuole un gelato. Mekhibe le dice che non ne vendono più e la figlia decide di farsi una doccia. La donna però capisce che qualcosa non va e chiede poi a Leila di parlare con la sorella. Intanto a casa Jeanne parla con Emirè. Il fratello gli racconta che lui e Sanem hanno vissuto un grande amore. Lui ha anche venduto la sua barca per stare con lei. Il dottore però aveva detto che a volte non si vogliono ricordare alcune cose e che Jeanne non deve sforzarsi. Se finirà di leggere il libro di Sanem troverà il suo amore. Jeanne chiede poi se Sanem è stata in ospedale a casa sua ed Emirè gli spiega tutto. Leila parla con Sanem e le riferisce il discorso fatto da Jeanne ad Aziz. Leila le consiglia di dargli tempo, ma Sanem ormai è rassegnata. La ragazza poi congeda la sorella con la scusa di voler dormire, ma non appena spegne la luce inizia a piangere sconsolata. Jeanne intanto decide di prepararle una sorpresa con l'aiuto di Deren, evitando di coinvolgere Leila o Emirè, giacché teme che la svelino in anticipo. L'indomani, infatti, con la scusa che Sanem deve scegliere dei modelli, Deren la invia in una struttura turistica vicino al mare. Sanem si sposta là, ma non appena esce dalla reception, le si presenta davanti Jeanne che la saluta e le dice che è al suo servizio. Le propone di farle da guida, ma Sanem è decisa e gli dice che non ha bisogno di lui. Lei pensa che Jeanne si comporti così perché ha letto il suo libro, ma non vuole più sottostare a certi giochi. Intanto in agenzia, Deren viene a sapere che l'azienda del signor Azim sta trattando la campagna pubblicitaria con una compagnia rivale e tutti pensano che Jeanne e Sanem ne debbano essere messi a corrente. Così cercano di rintracciarli, ma i due sono irreperibili. Nel frattempo, Sanem, dopo essersi un po' stesa a sole, scende in acqua e continua a cercare Jeanne con lo sguardo, ma non riesce a trovarlo sulla spiaggia. Jeanne arriva qualche istante dopo su una moto d'acqua e dopo averla convinta a salire va con lei su una spiaggia appartata. Lei trova il posto incantevole e decide di costruire un castello, così come faceva da bambina. Lui dice che sta finendo di leggere il suo libro e che c'è qualcosa di positivo nell'aver perso la memoria, il fatto di poterla conoscere di nuovo. Poi aggiunge che sta iniziando a capire perché si è innamorato. Lei è una persona davvero unica. I loro visi si avvicinano e i due stanno per baciarsi, ma Sanem si trattiene e dice che dovrebbero andarsene. Poco dopo Jeanne finge che la moto sia senza benzina e le dice che dovranno passare la notte lì, ma lei non vuole. Sanem cerca di andarsene, ma Jeanne la prende di peso. In quel mentre lui ricorda quella volta in cui fece la stessa cosa al termine del corso di cucina nel quale Sanem litigò con Pauline. Sanem gli chiede cosa stia succedendo perché lui si è bloccato per un momento e Jeanne risponde che ha avuto un déjà vu dovuto alla lettura del libro. Intanto al quartiere giunge una lettera a Meliat e la donna insieme a Nihat e Mekhibe ha paura ad aprirla. Poi Nihat prende coraggio e la apre, scoprendo un lascito testamentario. Nel frattempo Yuma si incontra con Selim che la riempie di complimenti. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!